Destinazione di oggi, una macchina abbandonata. Signore e signori, ben ritrovati. Oggi ci troviamo a Udine. Dopo aver sbrigato alcune commissioni, approfittiamo di questa giornata di sole, o almeno di queste ore di sole, perché oggi pomeriggio hanno verso brutto, per dare un po' di libertà alla mia Harley. Ok, era un bel po' di tempo che non mi facevo vedere sul canale, sono sopraggiunti parecchi impegni lavorativi, personali. Tra l'altro probabilmente ho scelto di fare una settimana di ferie nel periodo peggiore, perché come ben vedete fine di maggio si passa da un clima equatoriale a un clima scandinavo nel giro di poche ore. Tra l'altro nel momento in cui sto registrando questo video è passato qualche giorno dal Biker Fest International di Ignano Sabbiadoro. Dovevo andare già giù qualche giorno prima nonostante la pioggia, perché è un evento secondo me che merita una frequentazione degna di questo termine, ma non è tanto la pioggia a fregarmi, ma una, credo si chiami labirintite, quando ti si spostano i sassolini dentro l'orecchio, e praticamente sembravo ubriaco senza bere, quindi era meglio non toccare la moto. Fortunatamente domenica stavo bene, sono andato giù in giornata a telecamere spente nonché assenti, almeno per gustarmi una birra in compagnia dei miei amici. Approfittiamo di queste mezze giornate di fare qualche giretto in zona. Fino ad ora non è che ho fatto niente di particolare, però oggi ero già a conoscenza di questo posto nella Slovenia. Praticamente c'è questo veicolo abbandonato, ma lo vedremo dopo. Siamo entrati in Slovenia. Ma che spettacolo di zone! Anche a Friuli ce ne sono così, però sia chiaro, il Collio e il Collio. Abbiamo la versante friulano e il versante sloveno, però queste strade così curveggianti, tranquille, in mezzo ai vigneti. Vuoi mettere? Non mi voglio esporre sulla qualità del manto stradale, perché presumo che alla fine dei conti le strade principali in Friuli sono messe meglio, quelle secondarie un po' peggio, qua magari il contrario, non mi vado a espormi. Qui i cevacici sono molto buoni. 1,75. Da quello che ho capito, correggetemi se sbaglio, la compressione quando il motore è caldo è estremamente elevata e quindi il motore fa un po' più fatica, cioè meglio, il motorino ovviamente deve fare un po' più di fatica per avviare la moto. La batteria è nuova, quindi se eventualmente avete una batteria da 2-3 anni potrebbe essere il momento di valutare una sostituzione. Nel mio caso è più probabile che la benzina che era rimasta incombusta all'interno del carburatore, per via del calore che c'era intorno, è evaporata creando questi gas che vanno a intasare, ovvero il classico ingolfamento. Sono strade inesplolarate anche per me, perché non sono mai stato da questa parte, sono sempre stato dall'altra per scendere giù a Idria, che è subito dopo a Caporetto. Giro molto bello anche quello, tutti quei paesini che vedete lì in alto, e ora godiamoci un po' la strada. Lo so che noi dobbiamo andare per Brezovk. Oh, belle queste stradine così imbucate, mi piacciono. Mi piacciono un po' meno tutti quei batuffoli di pollini che stanno girando, ma va bene, ce ne faremo una ragione. Bella frana qua, mi so. Eccola lì! Ah dai, gli ho messo anche l'omino dentro. Allora, non so dirvi quale sia di preciso la storia di quest'auto. È una Zastava che, se non sbaglio, era nel periodo della Jugoslavia la Fiat 128. Se qualcuno sa effettivamente la storia di questo veicolo me la racconti pure nei commenti. Bene, riprendiamo il giro.
come? Penso di aver individuato il problema. Carburatore sganciato.